Eccoci con Beppe Povero, il nostro portierone, e oggi in rappresentanza di tutta la squadra è una bella vittoria che dà morale e entusiasmo, 3 punti, ma soprattutto meritata sul campo. Sì, oggi abbiamo fatto bene, abbiamo dato una continuazione dopo la partita, bella prestazione, però purtroppo senza punti domenica scorsa. E niente, abbiamo meritato, penso possiamo dire che abbiamo meritato, nel senso abbiamo creato, siamo riusciti a concretizzare, dietro abbiamo fatto bene, basta, onore a Vazzolese che comunque è una bella squadra e comunque ci ha messo anche loro, ci ha messo in difficoltà in qualche occasione. Sì, tu hai fatto una gran parata e alla fine del primo tempo abbiamo tenuto il risultato, ma soprattutto oggi con questi 3 punti qua possiamo giocare con più tranquillità e far vedere anche cosa si vale, perché tutti pensano, i tifosi pensano che si vale molto di più di quello che dice la classifica. Si vale molto di più, le chiacchiere sono sempre per la maggiore, no? Le chiacchiere, quindi noi... Non era in senso critico, No, certo, lo so. E noi siamo qua, abbiamo iniziato l'anno con lo scopo di far meglio possibile, sono stati momenti difficili, non lo neghiamo, però penso abbiamo saputo anche dare delle gioie al nostro pubblico e basta. Ci dispiace qualche partita che non è andata come volevamo, ma vabbè, oggi siamo contenti, si festeggia, non è finita, ci tengo a dirlo, non è finita e vogliamo salvarci. Allora concludiamo solo con una cosa che si chiedono a volte i tifosi sugli spalti: spirito di spogliatoio è sempre bello forte, non è mai stato in crisi? Sempre stato buon spirito di spogliatoio, sia nei momenti buoni che nei momenti meno buoni e nella dimostrazione oggi, nella dimostrazione domenica scorsa con la prestazione, e quindi se non hai un buon spogliatoio, un buon spirito, non hai queste reazioni. Grazie Beppe.